Dove finisce la realtà inizia la fantasia, come fece lo scrittore Edgar Allan Poe, ad incrociare così bene la realtà di un fatto di cronaca realmente accaduto e risolto solo molti anni dopo l'uscita del suo racconto. Quanto l'autore era implicato nella vicenda? A queste altre domande forse non avremo mai risposta, ma lasciate che vi racconti. In breve, quello che è accaduto prima nella realtà e poi nella mente di uno dei più grandi scrittori del mistero che sia mai esistito nella storia della letteratura. Per la prima volta, un racconto di Edgar Allan Poe, Il mistero di Mary Roget, ha una struttura differente rispetto ai suoi soliti scritti. L'autore in questo caso si ispirò a un fatto di cronaca realmente accaduto a New York nel 1841 e nel quale fu vittima la bella Mary Cecilia Rogers, famosa in città per il suo lavoro al negozio di sigari di John Anderson a Broadway, dove la sua bellezza attirava ammiratori da ogni luogo. Nel luglio di quell'anno il corpo della donna fu rinvenuto nel fiume. Lo videro per primi 3 giovani che passeggiavano mentre galleggiava volto in giù, gonfio in stato di avanzata putrefazione. Trascinato il cadavere sull'argine, gli uomini, malgrado la donna fosse in quello stato, la riconobbero. Stando alla cronaca riferita dal New York Tribune, il corpo era orribilmente mutilato e seviziato. Mary era completamente vestita, anche se gli abiti erano tutti rovinati e le mancava il bustino. Un pezzetto di pizzo strappato dall'orlo della gonna le era stato conficcato così profondamente nella gola da non essere neppure visibile a una prima osservazione. L'autopsia confermò ciò che ci si aspettava: la ragazza era stata brutalmente violentata. Stranamente il fidanzato Daniel Payne si rifiutò di andare a riconoscere il corpo, pur essendo stato fra i più attivi ricercatori della ragazza per tutta la città. Dopo essere stato interrogato dalla polizia, Payne era stato subito rilasciato. Unico ad appassionarsi al caso al di fuori dei giornali scandalistici fu proprio Poe, che espose un'idea che si era fatto del delitto in 3 parti, pubblicata nel 1842 sulla rivista The Ladies' Companion. Il suo racconto, molto simile alla realtà, era però ambientato a Parigi e la protagonista si chiamava Mary Roget, una donna molto nota per la sua bellezza che un giorno svanisce per ricomparire qualche tempo dopo e giustificare tale comportamento dicendo di essere andata a trovare alcuni parenti. Quando nuovamente si perdono le sue tracce, molti percepiscono qualcosa di anomalo. Infatti, una mattina il cadavere della giovane viene trovato lungo l'argine del fiume. Nonostante il mistero che circonda l'omicidio, la soluzione pare dall'inizio piuttosto facile. Tuttavia passano diverse settimane finché la polizia, non essendo venuta a capo di nulla, è costretta a mettere una taglia sull'assassino, chiedendo la collaborazione di chiunque possa fornire importanti informazioni in proposito. Auguste Dupin, leggendo le notizie, appare sui giornali di Parigi, inizia una ricostruzione dei fatti, più volte travisati dalla stessa stampa, e giunge a scartare tutte le ipotesi fino a questo punto formulate dagli inquirenti, smascherando le falsità di alcune prove raccolte e la scarsa attendibilità di varie testimonianze, trovando quindi una traccia fino ad allora sottovalutata che condurrà alla scoperta dell'assassino. A circa mezzo secolo di distanza si ritenne che l'ipotesi suggerita da Poe potesse essere corretta in parte, al punto che si arrivò a pensare che lo stesso Poe potesse essere coinvolto, in qualche modo, in questa torbida storia. Ancora oggi ci si chiede quale ruolo lo scrittore abbia davvero avuto nell'assassinio di Mary Rogers e come abbia potuto incrociare così perfettamente la realtà. Il caso fu risolto molti anni dopo, nel 1891, in seguito al ritrovamento di alcuni documenti appartenuti al datore di lavoro di Mary, John Anderson, deceduto ormai da un decennio, documenti che emersero casualmente per via di un'eredità contestata, nei quali si raccontava che l'uomo aveva avuto una relazione con la bella commessa e che le aveva pagato un primo aborto.
Ad esserle fatale fu la seconda interruzione di gravidanza, finanziata sempre dal suo datore di lavoro, anche se sulla paternità le ricostruzioni si dimostrarono petulanti tanto quanto le cronache che seguirono l'omicidio. Secondo alcuni, Poe non ebbe alcuna responsabilità nella morte della ragazza, ma fu scelto dal suo assassino come confidente.